Robert Laumund esclama tra le stupì e l'arsentil cavalier, perché poc da fe, quella roba arrivava proprio da un altro mondo, vis-à-vis dall'Egitto. Come arriva in Piemonte tanta magnificenza? La storia è bella, fa piacere contela e è molto ben lunga, che podrio contela una bella finunghiera d'anvud. Dal 1924 si riesce a far arrivare a Turin milioni di persone che d'antlura a chi tu ne andare versesse nelle sale del Museo Egizio.